dallo stagno, dal laghetto eccolo qua, vedete lo stagno che si sta piano piano le piante, abbiamo messo il recinto perché Bertino, saluta, ciao, saluta i fan, ecco Bertino è stanco il sole, e quindi da Casa Galax, seconda fase, mi è venuta in mente una barzelletta, mi ha raccontato uno tanto tempo fa, che praticamente fuori Montecitorio è un casino, sai, tutto bloccato, il traffico, arriva una corriera di turisti, così colà, no? Sai, questo qua l'autista tira giù e c'è gente lì, per questa cosa succede? Ma c'è un casino, hanno rapito tutti i cosi, tutti i ministri, i senatori, tutti dentro là, li hanno rapiti, così colà, no? E adesso minacciano di dar fuoco a tutto là, così colà. Sì, ma ecco questa coda è perché stiamo raccogliendo una colletta, ma per far cosa? Per vedere quanti litri di benzina da prendere, chi offre di più. Questa in un momento del genere potrebbe andare bene, eh? Attenzione, signori, io devo dire, siamo ancora, dobbiamo stare ancora dentro, però speriamo stiamo attenti perché se tutti adesso mascherina o mascherina o foulard, copre verso gli altri, supermercato soprattutto quanti eccetera, e il distanziamento sociale che sarà Covid-19, distanziamento sociale, mascherina, guanti e ciao saranno delle frasi, delle parole che non dimenticheremo mai. Da Casa Gala, una roba vergognosissime. Ciao.